giuro, io me ne vado. State di buon'anima. Guarda, passa la nottata. Deve superare la crisi. Io vengo domani mattina presto e sono sicuro che mi darete una bella notizia. Buonasera. 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 Grazie. Prego. Di nuovo. Mamma, state per buon umore. Prima il dottore era preoccupato perché la medicina non si trovava, ma ora avete visto come se ne è andate con te. Ma noi ce ne andiamo. Per qualunque cosa che amate, c'è? Buonanotte. Buonanotte. E perché mi guarda? Ha già fatto quello che hanno fatto l'altro. Quello che hanno fatto tutto quanto, mi sono aiutata, mi sono difesa. E tu perché non parli? Da stamattina tu mi guardi e non parli. Che colpa mi può dare? Che ti hanno detto? Hai già parlato? Vuoi sentire proprio parlare? E io parlo. Mi saprei, ci facete. Fatto buono, faccio prima di mano, ma dica, se ci riparola. Buonanotte. E ricordo dall'imbasciato. Quando a domani. A primo volo. Quando Ah, ma io non so perché, ma quella creatura che sta in quella camera mi fa pensare al paese nostro. Io sono tornato e mi credevo di trovare la famiglia mia o distrutta o a posto onestamente, ma perché? Perché io tornavo dalla guerra, dai paesi dove c'era stata la guerra, dove si bombardava. Invece qua nessuno ne vuole sentire parlare. Quando io tornai all'altra guerra, ti ricordi, ma chi mi chiamava a casa? Chi mi chiamava là, volevano sapere i fatterelli, gli atti eroici. Tant'è vero che quando io non sapevo più che dire, perché io avevo esaurito i racconti, mi ricordo che io dicevo bugie, io raccontavo pure cose che non erano successe, o che magari erano successe ad altri soldati, compagni miei, perché era troppa gente che voleva sapere. Il soldato italiano, fatelo sapere, racconta, che ti è successo? E i guaglioni, i bambini, oh soldato, viva il soldato italiano, tutte, insomma, a morire, cose. Ma mo perché non ne vogliono sentire parlare? Prima di tutto perché la guerra non l'hai voluto tu. E poi perché i biglietti di 1000 lire fanno perdere la capa. Tu l'hai cominciato a vedere poco per volta, hai capito? Poi più assai, poi 100.000, poi 1 milione, e 1 milione. Non hai capito niente più. Guarda, ma guarda. Vieni qua, guarda. Questo ti hanno fatto impressione perché tu l'hai vista a poca volta e non hai avuto il tempo di capire quello che capisci io, che sono tornato e le ho viste tutte assieme. Insomma, a me vedendo tutta questa quantità di biglietti di 1000 lire, ma mi fa meraviglia, mi pare uno scherzo, mi pare un gioco, ma come tutti questi milioni di biglietti di 1000 lire in casa mia. Ma che... Guarda, guarda. Io tocco e non mi sbatto il cuore. E il cuore è da sbattere quando si toccano i carte di 1000 lire, se no non è una cosa seria. E da ridere. Se restavo qua, vabbè, probabilmente perdeva la capa pure io. A mia figlia. Ieri sera vicino al letto della sorella mi ha confidato tutto. Che faccio? Ma la piglio per un braccio, la metto in mezzo alla strada e le dico va a fare male alla femmina. A te, che non ne hai saputo fare la mamma, che faccio? Ma faccio la tragedia. Tacci, E non basta la tragedia che sta correndo per tutto il mondo. Non basta un lutto che portiamo in faccia tutto quanto. E Amedeo. Amedeo che fu mariuolo. Tu mi hai capito, ma oi? E io ho già capito che già sta qua.
più la famiglia si sta perdendo, più il padre di famiglia ha da pigliare la responsabilità. E se ognuno potesse guardare in quella camera, ognuno si metterebbe la mano sulla coscienza. Oh, può fare, mo si ha da aspettare, ma mo hai mai aspettato. Come ha detto il dottore, deve passare la nottata. Che è successo? Che è successo? Ah, guarda, ma... Ecco ne sacci. Che è successo? Maria, abbi pazienza. Portami un po' di caffè, una mezza tazzina da bocca amara, va. La mattina usciva a fare poche spese. A Medea accompagnava Riduccia a scuola e gli va a faticare. Io tornavo a casa e cucinavo. La sera ci mettevamo tutto quanto attorno alla tavola e prima di mangiare ci facevamo la croce. Che è successo? Che è successo? Come sta, Riducci? Si è trovata la medicina, Il dottore ha fatto quello che doveva fare, mo... ha da passare la nottata, E tu che hai fatto? Non si chiude all'appuntamento, No, ci pensate che Riducci stava così e me ne sono tornato. Pareva brutto. Era brutto. A me non piace. Va, vatti metti vicino alla piscina per tenere la febbre, poi fai compagnia. Sì, papà. E se domani riduci sta meglio, da compagnia stessa alla compagnia o gas e ripigli i servizi. Sì, papà. Bravo. Bravo. Io devo sul caffè, Mo sa da aspettare, mo dobbiamo aspettare. Ha da passare la nottata.